Giorno 62. Giorno 4. Oggi ci svegliamo pieni di entusiasmo. Negli scorsi 2 giorni abbiamo camminato un sacco con un unico obiettivo, e cioè quello di riuscire a incrociare nuovamente Nazario Nesta sul suo percorso. Come sapete, quando eravamo sul lago di Como abbiamo passato alcune giornate insieme e abbiamo fatto un sacco amicizia, quindi speravo veramente tanto di riuscire a rivederlo. Buon appetito! E così è stato, e da buon fratellone mi ha dato gli ultimi consigli su pannelli solari, powerbank, camminata, sandali, eccetera, e abbiamo percorso tutti assieme un po' di chilometri in direzione di Montpellier. Penso che questa sia l'ultima volta che lo vediamo prima del suo rientro a casa, perché adesso lui farà un percorso molto estremo, ovvero tutto il perimetro di Spagna e Portogallo, e tornerà a casa solo tra 2 anni. Buon appetito!